Esatto. Perché noi siamo siciliani, onoratissimo di essere siciliano, palermitano, però che cantiamo la lingua napoletana. E qui mi sorge la domanda, non un cantante catanese che canta musica napoletana, non ti chiedono mai il perché di questa scelta? Perché sai, questa è una domanda che secondo me ricorre molto spesso. Allora, questa è una domanda che fanno quasi tutti quanti quando mi dicono: ma tu sei siciliano, come mai canti il napoletano? È come dire: ma tu sei italiana, perché canti la musica inglese? È bravo, ecco. Che vuol dire? Che significato ha? Canto la musica napoletana perché mi piace, la seguo da piccolo, forse dalla nascita, e poi io credo che la musica napoletana, la musica neomelodica, perché io non sono un cantante napoletano, io faccio parte dei neomelodici, sì. Sono un giovane che canta la musica neomelodica. Cantanti napoletani sono Mario Merola, sono Mario Trevi, sono Mario Nardi, tutti questi grandi Stiamo nomi, parlando grandi di grandi artisti. Io sono cantante neomelodico, faccio parte dei neomelodici, orgoglioso di farne parte. Ecco, sono quel ragazzo che ama cantare quelle storie d'amore, quelle storie vere, perché la musica neomelodica per me, la musica napoletana, è verità. Ecco, stavo proprio per dire questo, forse perché con la musica napoletana si può trasmettere di più il sentimento, si riesce ad esternare in maniera diversa, si può raccontare tutte, diciamo che parla il cuore, anche perché tu, autore anche dei tuoi brani, scrivi, parli, esprimi, e forse è anche più facile, no? Nel cantare e nel dare un sentimento che magari si è racchiuso. Allora, la musica napoletana ti dà la possibilità di esprimerti, ecco, di raccontare chi sei veramente. Io l'ho fatto tante volte attraverso le mie canzoni, tante volte l'ho fatto e tante volte la gente mi ha capito e ha detto sì. Forse perché riesco ad esprimermi, riesco a raccontare le storie che ci circondano. Noi siamo un canto popolare. Sì. Noi siamo un canto popolare, noi cantiamo per il popolino e il nostro è un canto popolare, un canto soprattutto vero, pieno di amore, ma alle volte anche pieno di sofferenza. Quello che arriva di più, perché è la realtà dei fatti. Ed è proprio la musica napoletana che trasmette questo. Allora, diciamo al pubblico che ci sta seguendo che oggi comunque con Daniele sarà una puntata molto bella, perché come vedete noi siamo seduti tutti e due in due poltrone. Siamo nel nostro salotto. Esatto, un salotto, abbiamo adibito anche lo studio proprio in occasione di questo e scopriremo, Daniele De Martino, io mi sono preparata una serie di domande. Dani, devo mettere paura? Ma non lo so, io oggi tu mi hai dato carta libera, hai detto vai Mary, io vengo lì, facciamo quello che vuoi, io entrerò un po' anche in più nel tuo essere, cose che magari... Nel mio personale. Esatto, non nel Daniele De Martino artista, ma questa sera ti scopriremo, io ti farò qualche domandina anche un po' più personale, perché tu non sei un artista che si racconta tanto, giri il mondo, sali sui palchi, canti la tua musica, ti esprimi attraverso le tue canzoni, però non ti sei mai raccontato interiormente, realmente, magari in quello che la tua vita è stata, sia artisticamente, quella che ha portato oggi la nascita di un Daniele De Martino, perché sei un artista importante. Quando si dice Daniele De Martino è un nome importante, lo conoscono tutti, ma noi vogliamo... Allora, partiamo dal presente e poi torneremo un po' indietro, insomma, preparati. Allora, io questa sera sono venuto con la consapevolezza, immaginavo che tu preparavi una puntata diversa dalle altre, appunto perché volevi entrare un po', diciamo, nel personale. E mi sono detto, tanti di loro mi fanno degli inviti, delle ospitate particolari, io non accetto quasi mai, perché io distingo sempre il lavoro con la vita personale. Il lavoro è una cosa, il mio lavoro, la vita personale è un'altra. Quando tu ti racconti, quando tu ti spogli dai panni dell'artista, ecco, racconti realmente chi sei. È un po' mettersi a nudo. Ti metti a nudo e dipende che passato hai. Alle volte ti viene anche un po' difficile, ti viene anche un po' difficile perché ci sono delle storie un po' particolari, storie un po' brutte, triste da raccontare a un pubblico come il mio, come un pubblico come teenager che mi seguono bambini, ragazzine.
e magari non vorrei impressionare, ecco, quel pubblico che mi sogna come quel principe. Ma resterai sempre il principe, perché io sono del parere che quello che è stato il passato hanno realizzato la persona che sei oggi. Ovviamente, quindi, grazie al passato sono quello che sono oggi. Si forma il carattere, anche perché, diciamo la verità, quando un artista sale su un palco è sempre con il sorriso, a prescindere dalle situazioni che ha vissuto, dai momenti che sta vivendo, perché magari prima di salire su un palco è successo un qualcosa, si ha magari un po' di nervosismo, però ci si vede sempre con quel sorriso smagliante. Mary, la gente, devi capire una cosa, tu per la gente sei, io nel mio caso, sei Daniele De Martino. Ecco. Magari un'ora prima hai avuto una lite in famiglia, oppure hai i fatti tuoi per la testa. Esatto. Quando la gente si avvicina e ti chiede una foto, in quel momento non gli puoi dire io sono arrabbiato, non la faccio, passa in un altro momento. La gente non ti capisce, non ti capirà mai. Per loro sei Daniele De Martino in ogni momento. Sei lì, sei in quel momento e devi stare con loro, perché è il pubblico che crea l'artista in quel determinato momento. Quindi... Grazie al pubblico, se tu, tra virgolette, puoi chiamarti artista, c'è chi ti chiama artista, c'è chi ti chiama cantante popolare, c'è chi la chiama popolarità e lì si ferma, ma sei un personaggio. Assolutamente. E se sei un personaggio è grazie al pubblico, senza il pubblico hai finito di raccontare la tua storia. Ma anche perché si è bravi. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare, Daniele. Sicuramente, ma ci vuole anche un buon pubblico che crede in te e ti porta avanti. Quello Tanti sempre. artisti bravi ci sono, magari meno fortunati. Quello è vero, condivido, quello lo condivido. Senti, partiamo allora da questo 2023, quest'anno che è appena entrato, e vorrei sapere cosa Daniele De Martino sta preparando per questo 2023, visto che non ti vediamo e sentiamo da un pochino. Dici quali sono le previsioni. Allora, questo 2023 sarà un 2023 un po' particolare. Perché? Perché si ritornerà un poco indietro con il tempo. Indietro con il tempo, tu sai che stiamo venendo da due anni quasi e mezzo da una pandemia bruttissima che praticamente ha fermato il mondo, ha fermato tutto e ha fermato anche i nostri progetti, le nostre previsioni. Quest'anno ci sarà il nuovo album, che contengono 14 brani. Ci ho messo del tempo a farlo uscire. E infatti io vorrevo capire perché 2017, il penultimo, comando io, da lì sei stato fermo, perché proprio adesso, dopo tantissimi singoli che comunque tu hai realizzato, perché a prescindere dall'album o meno, i singoli che hai realizzato sono stati tanti. Allora, partiamo dal 2013. Ok. Partiamo da un anno molto particolare. Daniele De Martino ritorna con il disco, andiamo un po' indietro adesso con il tempo, ritorna con il disco Le mie storie. Sì. Perché io venivo da un cambiamento, io canto da quando avevo 12 anni. Eri molto piccolo, io ho visto dei video che eri piccolissimo. Il mio primo album è stato A piccoli passi, avevo 12 anni appena compiuti. Un successo grandissimo in Sicilia, Sì. Quando parlo di successo grandissimo parlo in Sicilia. Ero un bambino molto quotato in Sicilia, è un bambino che sin da subito ha dato i suoi frutti, i suoi risultati, a piccoli passi. Dopo A piccoli passi nel 2009 uscì 50 all'ora. Sì. Dopo mi sono fermato. Mi sono fermato perché poi tu devi sapere quando inizi troppo piccolo. C'è sempre quella fase. Poi c'è quella fase dove tu cambi, dove tu puoi andare avanti. Come puoi andare avanti? E puoi farne un grande artista, come può finire lì? Rimani il bambino che cantava senza un futuro. Sì. Ecco, è stato dal 2009 fino al 2012, per me sono stati degli anni. Dal 2010 fino al 2012 sono stati degli anni di pausa, bui. Di riflessione tua. Non di pausa, sono state perché io volevo cantare, però chi investiva su di me purtroppo non credeva più in quel bambino, perché gli stava cambiando la voce, perché stava crescendo e non puoi mai sapere come sta crescendo e cosa verrà quello dopo. Che succederà assolutamente. Quindi diciamo che non hanno avuto quel 100% di fiducia. No, perché purtroppo era un bambino, era un fenomeno che cantava da quella voce squillante, quei movimenti da bambino bellissimi che incantano tutta la gente. Quel bambino non c'è più. Quindi quando lo vedo dice ma è cresciuto, ma ormai
cosa che capita a tutti quanti, ma è normale. chi ha iniziato da più piccolo. Quindi mi trovo in un momento dove mi fermo, dove nessuno più crede in me, Sì. quindi mi trovo da solo. Non provengo da un papà ricco, io provengo da un grande papà, ma un lavoratore, Una famiglia umilissima, un papà come umilissimo, una mamma casalinga, non aveva i soldi 5-10 mila euro per farne un brano, un disco, un disco anche soprattutto. perché all'epoca non c'erano social, non c'era nulla c'era di tutto nulla, questo, non quindi c'era nulla. o facevi tutto davvero a piccoli passi, camminavi, come si dice, pian piano, perché oggi con i social, sai, la visibilità Oggi è diventato molto più facile. Esatto. Quindi mi stavi Quindi passo dopo passo io mi fermo, smetto di cantare e sai, nascono diciamo i primi amori, le Come prime giusto che cose, sia. come è giusto che sia. Sempre un ragazzino ero, sempre 15 anni avevo poi. E quella è la fase Quindi in cui magari un po' anche l'ormone, diciamo la verità, va a 1000. Esatto, in cui comunque anche i pensieri cambiano C'è- e anche dove uno si inizia a formare mentalmente, quindi i vari dubbi, Bravo. le varie domande sorgono. Diciamo che sono stato un bambino un po' cresciuto, non ho mai avuto la fortuna, dico fortuna, di giocare. Sono stato un bambino che già da piccolo aiutava la sua famiglia, perché io già da piccolo lavoricchiavo, perché poi chiamarlo un lavoro è brutto da piccolo, era un gioco, però un gioco che poi si trasforma a lavoro. Non ho avuto la fortuna di studiare perché sin da piccolo ho seguito il sogno della musica, Sì. quello che oggi ne ha fatto Daniele la De mia Martino. fortuna. E Daniele direi De meno male. Sicuramente non ho un titolo di studio grande, ho la terza media per fortuna, grazie a mia mamma, perché mia mamma insisteva, c'ho il serale, figurati, e non me ne vergogno a dirlo, però oggi si ritrova un figlio cantante che ha realizzato i suoi sogni, sta continuando a realizzare i suoi sogni, e un figlio quasi dottore, mio fratello. Quindi Insomma, la mamma sarà molto contenta dei figli che ovvio. si sono riusciti a realizzare, hanno riuscito a realizzare i loro sogni, però anche parlando di questa cosa, che è una cosa molto bella che hai detto, questo rappresenta quanto sia importante non mollare mai i propri sogni, ma inseguirli sempre, e non è il titolo di studio che fa un uomo. ritornando mai. al discorso di prima che ci siamo un po' persi, Sì. ero l'unico che credeva in me stesso. Io credevo in me stesso, nessuno più ci credeva, anzi forse solo mio padre. E quindi cercavo di appoggiarmi sempre. Di trovare la strada Di per- trovare la strada, ma una strada che non esisteva più per me. Una strada che tutti mi chiudevano, perché tu devi sapere, quando sei sono tutti dietro di te, quando non sei ti Scompaiono abbandonano tutti tutti. e se ne vanno. E io questa cosa l'ho provata sin da piccolo. Per questo oggi magari in alcune circostanze sono un po' diffidente, E fai bene, quello sempre. perché ho imparato sin da subito a non fidarmi di nessuno. Purtroppo è sbagliato, è brutto da dire, però purtroppo è la vita che ti ci porta, dipende dalle tue esperienze. All'età di 17 anni iniziai a riavere la voglia di ricominciare, di combattere, e volevo preparare un nuovo lavoro discografico. Ok? Nessuno mi dava la possibilità di farlo, anche perché i tempi erano cambiati. Le produzioni purtroppo non vendevano più prodotti, perché giustamente i dischi non si vendevano più. Perché tutto cambia, ovvio. Quindi mi trovavo un ragazzino con una grinta assurda da leone. Ma bloccato Ma nel bloccato. mondo, certo, eri letteralmente fermo. Quindi cosa faccio? Metto a scrivere qualche canzoncina, Sì. E cerco sempre di appoggiarmi al mio passato, a cercare un aiuto. Ok. Poi magari ci arriveremo dopo. E contatto un artista che negli anni mi è stato vicino, poi magari ne parleremo dopo. Sì, abbiamo di cui parlare. Cerco di scrivere qualche canzone e cerco di preparare un disco. Questo disco me lo preparo da solo. Come? Io sono uno che crede sempre al povero, non ho mai creduto al ricco. Mi siedo da solo e capisco, ho l'intelligenza di capire che la musica stava cambiando. Come? Che la musica non veniva più ascoltata, ma veniva visualizzata. Vedevo YouTube e capivo che bisognava
fare un tuffo nel passato, prendere quei testi belli che si cantavano dal 95 in su, Sì, non l'hanno, ok. e fare dei videoclip, perché io c'ho un dono, non sono un musicista, ma quando canto sono un grande attore. Stavo per dirlo io. Sono un sì. grande attore. Quello è vero. Quindi io dovevo giocare le carte oltre a tuo favore, le carte a mio favore. Assolutamente. Vedevo che nessuno faceva sai, quelle sceneggiate. Un film, diciamo la verità, perché i tuoi video sono film. Alla Nino D'Angelo, alla D'Alessio degli anni 90, alla Merola. Dei veri e propri film che durano 3 minuti, 4 minuti, certo. Quindi che faccio? Mi guardo intorno e vedo chi sono le sale di incisioni più forti del momento che stanno funzionando. E la sala di incisione, la sala discografica dove si registra, che lavora un po' di meno, sì, che viene scartata. Purtroppo nel nostro mestiere si sa, c'è la gente quotata e la gente scartata. Ma è sempre tutto molto momentaneo, perché è sempre poi gira e rigira. Quindi cosa faccio? Secondo te, vedendo che ci sono delle sale discografiche che vanno fortissime, che godono della presenza di tanti artisti bravissimi, che funzionano al momento, è una sala che non funzionava, sicuramente bravo l'arrangiatore, ma non funzionava, non veniva diciamo considerato. Non venivano dati, ecco. Secondo te io dove dovevo andare per attirare l'attenzione e cercare di creare una mia posizione, una mia immagine? Tornare ad emergere nuovamente, ovviamente si va dove c'è più movimento. No, sei andato è lì che ti sbagli. Ecco. Sono andato nella casa discografica che veniva scartata e non veniva considerata. Perché se tu vai dove ci sono 1000 cantanti che al momento stanno funzionando tutti quanti e io sono l'unico che al momento nessuno calcola, secondo te quella casa discografica va dietro di te che non conti niente? La preferenza la dà sempre a chi al momento porta l'incasso, ecco, ai big. Quindi io non sono andato dove godevano della presenza dei big e sono andato dove godeva della presenza di nessuno. Gli dissi: posso dirti una cosa? Lui mi rispose: sì. Ti andrebbe di fare un nuovo progetto insieme a me? Sì, però lo sai, era insicuro, con molta paura di emergere. Gli ho detto: mettiti a fianco a me, ti prometto che ti do tempo 2 anni e noi saremo i vincitori. Era un po' incredulo questo ragazzo. Poi dirò chi è, salutiamo Piero Sala, salutiamo. Certo, un grande Sala, certo, arrangiatore, oggi un professionista anche lui. Io sto parlando naturalmente dei nostri momenti più bui, da quando si nasce, i momenti un attimino più tristi. Da quando si nasce, io sto parlando proprio degli inizi, sì, proprio dell'inizio che è nato tutto. E Piero Sala è stato uno molto bravo perché insieme abbiamo scoperto un genere, la cassa 1, boom boom boom, quei brani movimentati, poi lavoravamo molto la notte. Anche lui mi dava 2 menti giovani che si uniscono, c'era anche molta simbiosi. Però tengo a precisare, lui già veniva da una cavetta bellissima, perché lui aveva avuto l'onore di suonare già con grandi artisti. Lui veniva già da una bella cavetta come musicista, perché lui prima di avere la casa discografica è un grande bassista. Sì. Poi si è aperta la casa discografica, anche lui è cresciuto nel tempo grazie ai suoi sacrifici, come tutti e quelli della sua famiglia anche. È cresciuto nel tempo, però è iniziato discograficamente a dare i risultati, i numeri. Siamo stati Piero Sala e Daniele De Martino insieme. Quindi sono andato in quella sala discografica dove non godeva dei big. Dopo ci volevano i videoclip. Dove te ne vai? Dobbiamo trovare adesso. C'è un cameraman che gode della presenza di tutti gli artisti e l'altro cameraman che gode meno. Io vado in un operatore video che non godeva del successo momentaneo e gli dico la stessa cosa che dissi all'arrangiatore: ti andrebbe di farmi dei video? Sì, Angelo Lo Bianco sto parlando, sto raccontando proprio gli inizi. Questo signore, un signore grande, mi disse: sì, lo faccio.
anche se era pieno di delusioni dentro, perché era stato un po', diciamo, deluso, perché lui ha fatto del bene a tanti, e come sempre poi magari si dimenticano quello che la vita quello che è fa. questa, esatto. E io gli dissi a questo signore: signor Angelo, mi aiuti, che le farò prendere le sue giuste soddisfazioni. Al momento, sai, non vieni mai creduto al 100%, perché Sai quanti ne passano magari che dicono tutte queste cose, che fanno i film, i cosiddetti film, e quindi insomma dare fiducia è una cosa difficile, hai detto pure tu. è una cosa molto Ecco. difficile. Inizio questo progetto, inizio a scrivere, inizio a prendere anche qualche cover, perché è giusto, così si fa, come hanno fatto tutti quanti e fanno tutti quanti. Insomma, è la legge della musica. E nasce il disco Le mie storie. La canzone che mi portò fortuna tantissimo è stata "Ecco i vetri appannati dai nostri respiri". Un video fatto in macchina, un video povero. Le scenografie sempre studiate sin dall'inizio. Sempre da me, Daniele De Martino. sempre, tutto perché da me. Questa poi dopo ci arriviamo, però. Tutto De Martino. Ecco, tutto De Martino, ok. Ecco, e quella canzone a Palermo fa un successo terribile, perché faccio un video talmente povero e umile che forse è piaciuta proprio quella semplicità, quella povertà. Quella forse non è nemmeno la povertà, è quel ritrovarsi in quella determinata circostanza, perché quando io guardo un video e so che posso essere io, allora sì, quando vedo cose troppo esagerate, Vabbè, lì è perché devi fare l'odio, l'ho fatto anche io, sì, tempi ma indietro ci l'ho sta, fatto ogni anche tanto io. ci sta. Lì Però è perché quando- si deve far parlare. Però qua quello sì, perché nella vita non puoi essere sempre piatto. No, è perché normale, devi anche variare. Però è stato giusto questo, perché io, ragazza o ragazzo che sia, che guardo quel video, sento quella canzone, mi immedesimo, allora sì, perché mi arriva dove deve arrivare. Quando un artista ti arriva, è il cuore che comanda Infatti, sempre. mentre giravamo le scene di questo video, la ragazza in questione, che è una ragazza di Palermo, molto più grande di me perché ero più ragazzino, mi disse, mentre giravamo il video, dice: sto sentendo i brividi. Perché? Perché queste sono storie che ho già vissuto, Certo. e quindi mi sta facendo rivivere delle esperienze. Da lì capii: Daniele, hai fatto successo. Daniele, è successo. E da lì funzionò questa canzone che poi a Palermo mi ha dato tantissime Tante soddisfazioni. soddisfazioni. E da lì si diceva: guarda chi c'è, Daniele De Martino, te lo ricordi quello che cantava con? Quello che cantava con. Sai, mentalmente dicevo: aspetta, Daniele De Martino, quello che cantava con, mi fa piacere, però adesso dobbiamo togliere il con. Deve Devono essere dire: Daniele. guarda chi c'è, Daniele De Martino c'è. E si ci deve lavorare su. Esce questo disco, funziona, e la Rosa Salvo, Sia il mio musica, manager, stiamo parlando. Sia Musica, mi dice, allora 30.000, già stiamo parlando di 8 anni fa adesso, Sì, mi dice: hai fatto 30.000 in una settimana. sì. 30.000 in una settimana visualizzazioni, ovviamente. erano allora 30.000 in una settimana nel 2013, erano 300.000 oggi in un giorno, 2 giorni. Posso aprire una parentesi? Vai. Non erano comprate, erano originali. Brava. Scusa, mi è venuta, mi è partita brava. proprio d'impeto questa cosa. Quindi, erano 30.000 quindi proprio. era un mistero, perché stava volando questo ragazzo, questo ragazzino stava volando nel web, ok? Passo dopo passo inizia a fare video. Funzionavo, Ma non eri soddisfatto di mancava la bomba, l'input, ecco. mancava quel pezzo che ti faceva entrare proprio nei cuori di tutti Esplodere. quanti. Perché prima entri nel cuore delle bambine, dei bambini, e si dice: ah, vabbè, cantante dei bambini, No. e poi finisce. Assolutamente, perché i bambini ascoltano la musica e poi i genitori automaticamente Bravo. vanno di là. Però devi cercare di togliere questo con e di far togliere questo pensiero. E solamente il tempo, i mesi e i giorni ti possono aiutare a dare conferma, ragione. certo. Quindi cosa faccio? Mi metto in cammino per scrivere un nuovo disco. Incontro per caso un genitore con un bambino piccolissimo, bellissimo, alla quale mi dice: lo sai, dice, io ho mio figlio che ha 5 anni, gli piace cantare, però dice vorrei fargli cantare un brano insieme a te. Sì. Quanto ti prendi? Ora, parlando tra me e te, no? Fai conto che stasera tu sei mia sorella e io mi sto Ok. confidando. Io ero in cerca di grana, cerca di soldi. Era il momento
momento che doveva creare, perché certo. si funzionava e nel web la gente ti riconosceva cose, però mancavano le serate, certo. mancava la grana, quindi mentalmente cercavo di, diciamo, tra virgolette, numero, no? di trovare un numero e trovare un qualcosa per fare fattibile, soldi, certo. perché l'arrangiatore si è messo a lavorare, ma doveva essere sempre pagato, mica me li faceva gratis. Una volta magari dovevo portare certo. la grana. Avevo bisogno di ossigeno per andare a prodursi e continuare e gli dissi a Piero, c'è questo bambino piccolissimo, sicuramente il bambino ancora diciamo deve crescere, facciamo un brano. Porto il bambino è piccolino ancora, però è bellissimo, c'ha un'immagine fantastica, dei movimenti stupendi. E Piero mi dice: sì, ma è piccolo, non lo posso fare cantare, dice, perché ancora è piccolo. Piero, forse non hai capito. Piero, mi servono i soldi. Fai qualcosa, fai qualcosa. Prendo un brano, scrivo un brano e lo cantiamo insieme a questo bambino. Ricordo bene, era il mese di luglio. Registrai questo pezzo e registrai il videoclip. A Palermo, tu sai, esistevano, perché ormai da un bel po' di tempo non esistono più, le feste di piazza. Ma quello purtroppo anche a Catania, non so. Purtroppo, dico purtroppo perché sono state dette delle cose anche non vere, sbagliate. È stata un po' sporcata la musica neomelodica, molto. Hanno un po' esagerato. Ma non parlo degli artisti, parlo anche dei giornali. Lì ci arriveremo, non ti preoccupare, arriveremo anche lì. Che cosa succede? Succede che registro questo video e a ottobre si chiudeva la stagione in bellezza con la festa più grande di Palermo, sì, San Michele Arcangelo. Okay. È la festa più grande di Palermo. Salire su quel palco è come salire a Sanremo. Se tu sali su quel palco, tu sei arrivato a Sanremo. Quello è un Sanremo napoletano. Ok. Succede che mi presento per cantare. Io allora ero il cantante che dovevo dire grazie se mi facevano cantare 2 o 3 canzoni. Quando si andava e si chiedeva: me la fai cantare una canzone? No, non puoi cantare, no, non mi interessi, no, muoviti, vattene. Sì. Queste sono cose che ho preso tantissime volte. Non c'è tempo, non c'è spazio in scaletta. Bravo. Ecco. Succede che devo esibirmi. Prima mi avevano promesso di farmi cantare 6 canzoni, poi me ne mettono 2. Dico io: De Martino, devi cantare, Daniele, che allora non ero proprio Daniele De Martino, devi cantare 2 canzoni, quindi hai praticamente una carta. C'era una piazza piena, circa 10.000 persone, non per me, ma per l'artista che c'era dopo di me. Okay. Ricordo che c'era Natale Galletta, ricordo. Okay. Non lo posso dimenticare. Grande artista, un grande amico, ciao Natale. Succede che vedo questa piazza piena e dico: Daniele, sei a ottobre del 2013. Sì. Se tu adesso sali e farai esplodere questa piazza, tu il prossimo anno sarai un cantante di chiusura nelle piazze. Se adesso questa piazza sei un cantante artista non esploderà, cerca di perdere un po' le speranze, perché allora è la fine. Ti eri convinto così davvero prima di salire? Sì. Ho detto: o la va o la spacca. 2 sono ma cioè le cose. tu da lì ti eri fatto, praticamente ti eri programmato il tuo futuro? No, tu non ci credi, sì, ma è così. È così. E chi mi conosce realmente delle origini sa che è così. Quindi era, diciamo, un po' la chi strada mi conosce decisiva. dall'origine. Ho detto: se San Michele Arcangelo si alza, hai vinto. Se non si alza, è finito. Ok, quindi non è la strada giusta. 2 canzoni, chi era insieme a me, diciamo, i ragazzi che mi accompagnavano, tra virgolette, dicevano: 2 canzoni, che devi fare? Andiamocene. Non ti preoccupare, fammi cantare queste 2 canzoni. Queste 2 canzoni saranno le 2 canzoni della mia vita. Tolgo tutti i brani che avevo in scaletta, perché cantandone 2, canto la prima canzone e faccio salire questo bambino con me. Il bambino in questione, il bambino in questione si chiama Daniele Marino. L'avevo immaginato. Faccio salire questo bambino insieme a me e dico: Dani, sei pronto? Piccolino. Mi guardava tenero. Canto la prima canzone, non succede. Vabbè, ciao, niente di che. Quando entra questo bambino, tutta la gente guardava, diceva: che fa sto bambino adesso? Credimi, Mary, e c'è il video su YouTube, anzi, quando guarderete questa intervista, andate a vedere Daniele De Martino e Daniele Marino a San Michele Arcangelo, vedrete che è tutta la verità. Canto questa canzone insieme a questo bambino, a 1 minuto esatto della canzone si alza tutta la piazza di San Michele Arcangelo
esplode la piazza. Cosa hai provato in quel momento? Dentro di me ho detto, perché poi mia mamma sta a pochi passi, io stavo a pochi passi, stavo da Ballarò. Ok. Ho detto, Daniele, è il tuo momento. Successo. Vai, è successo. L'indomani uscì il videoclip di questa canzone. Quindi ancora non era nemmeno fuori, non era uscita, non era mai stata sentita. La gente si affascinò da quella sceneggiata, da quella canzone molto bella, da un testo molto toccante. Quindi... Cioè, si erano invertiti i ruoli. Non era più Daniele De Martino che cantava con. Era diventato il piccolo Daniele Marino che cantava con Daniele De Martino. Quindi è stata una partenza per me grandissima, perché a Palermo esplode Daniele De Martino e il piccolo Daniele Marino. Poi nasce, perché la prima canzone è stata Un'altra vita, poi nasce Si tu malas. Cioè brani che sceneggiavo, canzoni, cioè io andavo con la scia che mi era stata, diciamo, trasmessa dall'artista che mi ha cresciuto, quindi io ho usato quei trucchi, ho usato diciamo, quei metodi, quelle sceneggiate, e ne ho fatto tesoro. Assolutamente, perché sei stato bravo a saperle utilizzare. Funzionavano tantissimo. Nel 2014 nasce l'anno Daniele De Martino e Daniele Marino. Sì. Adesso devo fare il disco nuovo. Devo mettermi avanti io. Sì. E scrivo il disco Camminando verso l'alto, che io ricordo che lo presentai a Bella Radio. Preparo il disco Camminando verso l'alto, e durante questo disco c'è una canzone che esplode proprio Palermo, e lì, diciamo, mi identifica. Ma para ieri. Sì. In una notte d'inverno, mentre ero con una fidanzatina, mi ero pure lasciato tra virgolette, ecco, scrivo questa canzone, Ma para ieri. Esce questo pezzo, da lì tutto cambiò, perché non solo cattura i cuori dei bambini, ma anche con Daniele Marino, non solo cattura i cuori delle ragazzine, ma cattura i cuori anche delle donne più grandi, delle mamme, dei genitori, perché vado a toccare dei testi un po' più grandi di me, che arrivano. Da lì, giorno dopo giorno, nascono brani contro brani, cerco di scrivere la verità, cerco di apprendere, cerco di guardare cosa sta cambiando. La vita quotidiana. La vita di tutti i giorni. E nasce un brano, e nasce il disco Camminando verso l'alto. Sì. In questo disco c'è un brano bellissimo, un ritorno. Il ritorno di Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Sì. Noi incidiamo Pana Femmina. Il brano non era destinato a me, perché Gianni il brano l'aveva cantato con un altro. Che cosa succede? Porto questo brano e gli dico: Gianni, c'è questa canzone bellissima che è su YouTube, tu hai messo l'anteprima un anno prima, non è uscita, la voglio cantare insieme a te. Gianni mi dice: sai, io questo brano l'ho fatto con un ragazzo della Puglia, non lo posso fare. Fare uscire, certo. Dice: fare uscire. Registriamola. Registro questa canzone, facciamo l'arrangiamento. Ignazio Caracao si fa l'arrangiamento. Salutiamo Ignazio. Vezzosi allora lavorava con Ignazio, sì. c'erano problemi di etichetta, quindi registro da Ignazio Caracao. Sì. Registro questa canzone bellissima, fortissima. Dopo un giorno Vezzosi mi chiama: devi togliere la canzone, non la puoi fare uscire. E perché? Perché il brano apparteneva a un altro artista della Puglia, Tony Capone, a cui poi saluto, un bacio. Non la puoi fare uscire, non la potete fare uscire. Sai, il brano già è inciso su YouTube, perché il brano già era inciso, il brano avevano fatto l'anteprima loro, il brano già esisteva. Ho visto il mondo a cielo aperto, bellissimo. Tu mi stai chiedendo una cosa che va contro ogni possibilità di eliminarla. Contro ogni possibilità. È una cosa che io non posso fare. E mi si chiudono le porte. Che cosa faccio? Gli dico: va bene, facciamo una cosa, noi registriamo il video perché lo voglio tenere per ricordo. Anche tu, Virgino? Gli ho detto: facciamolo. Sì, però non lo posso fare. Lui furbo, perché poi Gianni non è uno stupido, Gianni è molto furbo. Va bene, dice: non lo posso fare, Daniele, non insistere. Aspetto una settimana, mi porto il cameraman con me, Angelo Lo Bianco, e lo becco una sera che dovevamo fare una serata insieme. Lo faccio venire il giorno prima,
Ho detto, sai, ti voglio ospitare, cose, perché poi noi siamo anche nella vita Grandi privata, amici, abbiamo un bellissimo rapporto da papà e figlio. Lo possiamo dire, sì. E quindi faccio venire Angelo Lo Bianco e lo faccio mettere in un divano. Mentre lui è seduto che stava pensando ai cazzi suoi, come sempre, io faccio il video per una femmina. Lui sente il brano, dice, oh, ma chi sta facendo, Daniele? È uguale a lui! Beh, fermo, non ti muovi. Oh, Daniele, ma chi sta scherzando? Mazzo! Oh, ma fai vedere, stai fermo, aspetta, spiegami. Dice, spiegami. Sì, facciamolo, me lo tengo per ricordo. Vabbè, a posto, per ricordo. Vabbè, facciamo. Comunque giriamo questo video in una casa. Dopo 2 giorni monto il video ed esco il video. Lo esco spudoratamente. Salvo la Rosa e dice, Daniele, dice, ma non dovrò occupare, mi ha detto sì. Tu e poi Gianni lo sai com'è. Mi chiama Gianni Vezzosi. Che combinato? Pronto? Oh, ma chi si sciamo? Tu sì? A che combinasti, dici? A che metti sto video? Dice, mi sta chiamando Mensa Puglia. Sì, Gianni ci disse, però in un'ora abbiamo fatto 300.000 visualizzazioni. Quanto? Dice 300.000. La soldata. Adesso buono che non fotte a posto, va vai avanti. Grande e nasce Pana Femmina. Bellissima. Il ritorno storia. di Martino Vezzosi, questo ragazzo che sta crescendo e questo papà che se l'è cresciuto, diciamo musicalmente, e si sta innamorando di una ragazza. Quindi lui dice, per una femmina non vuoi più cantare, passa il notte scedata, mi sa che si sta, ed è stato un grandissimo successo. Assolutamente, ma lo è tutt'oggi, non è che lo è tutt'oggi, stato trascurato. Però io parlo continua. di 6 anni fa, 7 anni fa, quando uscì, è stato un ritorno bellissimo. Poi nel 2016 venne il successo. Vattene. Proprio, sì. Vattene mi aprì le porte proprio dei cieli, mi aprì le porte di tutte le città, di tutti i cuori, e da lì Daniele De Martino non si è più fermato. Non si è più fermato, poi c'è stato il 2017 l'album. Poi è normale, poi è stato tutto un continuo, una raffica di brani ogni mese, poi c'è stato il disco Comando Io. Ecco. Comando Io che oggi, nel 2023, questo titolo viene interpretato un po' brutto anche dai giornalisti. Comando Io, no, perché è stata fatta una storia dietro, nel senso è stato, sai come quando dice fatte a nomina e o cucchiti, è stato, scusate il mio siciliano per chi è di fuori Sicilia, fatti, è come quando ti mettono quel soprannome lì da piccolo e rimarrai sempre in questo modo. Siccome è stato etichettato in quel modo, è stato visto dall'inizio in quel modo, quindi sarà sempre visto in quel modo. Ma secondo me il problema, sai qual è? Il problema è che quando non sei nessuno, non sei attenzionato, nessuno ti calcola, quando diventi un cantante di numeri e hai un nome, cercheranno sempre di distruggerti fisicalmente e professionalmente. Ma moralmente, psicologicamente. Ma guarda, forse, psicologicamente che quella è la distruzione più brutta. Però sai, con me non ci riescono psicologicamente, perché io psicologicamente mi ritengo uno molto forte. Perché magari ci arriveremo dopo. Sono un ragazzo che ha sofferto tantissimo e ha visto cose bruttissime nella sua vita, che magari dopo ti dopo ne parliamo, abbiamo tante cose da dire. E quindi psicologicamente un po' meno. Ci sono quelle giornate che ti dà la rabbia, ma perché mi rappresentate ciò che io non sono? Io sono il cantante del popolo, del popolino. Sono un ragazzo cresciuto nella sventura, perché i parenti li sceglie Dio, non li scegli tu, gli amici li scegli tu, i parenti li sceglie Dio. Ma se io ero uno ricco, se io ero uno che amava, che voleva fare altro nella vita, sicuramente non facevo il cantante, e a 27 anni ero un ragazzo pieno di precedenti penali. Condivido. Oggi non ne ho nemmeno uno, oggi ci sono solo le chiacchiere e le pettegolezze. Amare la musica e raccontarla sotto tanti profili che sono quelli della vita non è un reato. E la musica si canta sotto tutti i punti di vista, ci sono le cose belle e ci sono le cose brutte, come nella vita. E quindi tu dal 2017 hai deciso nel 2023 di fare venire fuori l'album. Nel 2017 abbiamo preparato l'album Comando Io, dove dentro quell'album ci sono delle storie fortissime. Odio chi mi ha fatto innamorare, non raccontargli mai, che mi ricordo le tue lacrime quando l'hai ascoltata per la prima volta. Tu mi hai detto questo è il successo più grande. 40 milioni, sono 40 milioni, una melodia non è facile. Non raccontargli mai, solo una sera, vorrei, non ne ha prima volta. Stiamo parlando di brani uno più bello dell'altro. Stiamo parlando di brani che identificano Daniele De Martino, rappresentano, dicono Daniele De Martino,
ci sono questi titoli grandi, perché canzoni ne puoi avere 200, ma quelli che funzionano sono sempre di meno a quelli che tu fai tu hai nel già tempo. realizzato, ma quello È normale. ma per tutti. Quindi ecco, bravo. Quindi nel 2017, nel 2018 ricevo una telefonata molto importante, importantissima, il Grande Fratello. Mi chiama il Grande Fratello, la direzione di Grande Fratello, e mi scelgono come concorrente del Grande della Fratello. casa. Mi ricordo, perché se ne è parlato tanto anche sui social, perché tu all'inizio non dicevi nulla, perché per no, non si poteva dire, non lo potevo dire. Firmo il contratto, vado a Cinecittà, mi prendono, mi scelgono perché mi hanno chiamato loro. Succede che nel 2018 un artista, Francesco D'Aleo, un artista siciliano, sì, bravissimo, scrive una canzone intitolata Bella Bionda. Porta questo pezzo, dice, sai, perché l'autore è lui di questo brano, lui è l'autore e il compositore della canzone e in gran parte anche l'arrangiatore della canzone. Dice, ho scritto questa canzone, dice, la voglio cantare insieme a te. Io che l'anno prima vengo dal genere non raccontargli mai, comando io parlo del genere musicale, no dei testi, cioè un genere fatto mio, un genere tutto un po' diverso da Bella Bionda. Ascolto questo pezzo e io, stupido io allora, gli dissi sì, però non mi attira. E lui mi dice, guarda che il brano è fortissimo, bisogna cambiare, facciamolo. Io dicevo sempre no. Va bene. Francesco D'Aleo si trova da Piero Sala, ci incontriamo e io gli racconto la storia, sto andando a Grande Fratello, quindi cambiamo, facciamo qualcosa. Me lo volevo portare nel mio genere, che poi ha avuto ragione lui, io sono uno che racconta le cose come stanno, non mi piace vantarmi di ciò che non è mio. Quindi ha avuto ragione Francesco, però io ancora non lo sapevo, perché venivo dai miei successi, dalle mie cose, quindi io me ne andavo mentalmente con il mio mondo, avere ragione musicalmente. Piero Sala mi dice, fai una cosa, proviamoci, mettiamo la voce, vediamo cosa succede, che cosa esce. Metto la voce, loro registrano, facciamo un piccolo sketch e lo lanciano su Facebook. Io ti giuro, sulla cosa che ho più cara nella vita, ed è mia madre, in un'ora 4.000 condivisioni. No, visualizzazione. Condivisione. Allora, la condivisione con la visualizzazione, attenzione, sono due cose che camminano in due binari completamente diversi. 4.000 condivisioni, 300.000 visualizzazioni in un'ora. Cazzo. Registra subito, non perdere tempo. Sì, vero. Quando la devo fare? Quando la dobbiamo uscire? Sbrighiamoci. Io ho detto come dobbiamo. Francesco D'Aleo dice: Hai visto? Hai visto? Ho visto, facciamo, affrettiamoci, facciamo il video, un video poverissimo, ma forse è stata sempre quella povertà, quell'essere naturale che ha colpito. E oggi Bella Bionda racchiude 200 milioni di visualizzazioni. È una canzone che ha aumentato. Ma conoscono tutti, non solo gli amanti del genere napoletano. Però ti posso dire una cosa, per i numeri che abbiamo fatto, noi con quel pezzo dovevamo andare molto ma molto più lontano di dove siamo andati. Purtroppo siamo classificati, siamo etichettati napoletani, neomelodici. Esatto. Poi nel 2021 cosa c'entra col Grande Fratello? Perché ti spiego, il Grande Fratello, esce questo pezzo e il lavoro mi si moltiplica praticamente, le date. Abbiamo parlato con Zio Salvo, Grande Fratello, duriamo 2 mesi, 3 mesi e può essere anche un'arma a doppio taglio, perché alle volte le televisioni nazionali... Ti scopri troppo forse davanti alla telecamera? Cosa? Ti andavi a scoprire troppo? No, allora sai che cosa succede? Allora le trasmissioni nazionali fanno bene, perché tu vai a Canale 5 e stai sotto i riflettori 1 mese, 2 mesi, ti conoscono tutti quanti. Come puoi andare più avanti, come ti possono bruciare? È come quando dicono io arrivo al Festival di Sanremo, quanti artisti, anche neomelodici, sono arrivati a Sanremo, ma oggi
stanno facendo quello che facciamo noi neomelodici. Vero. Sono ritornati a Indietro, cantare verissimo. come me nei compleanni, nei matrimoni. Quindi fin quanto conviene cavalcare quell'onda? E forse È bene se viene, però è molto sai che c'è la possibilità difficile. che finisce e che ti fa crollare. No, che crolli, perché quando tu abbandoni il popolino, io sono il cantante del popolino e io vorrò essere per sempre il cantante del popolino. Quando mi chiama Bella Radio non posso venire più perché oggi c'è un contratto con la Mediaset. Bella Radio mi dice: ah, va bene, ma ti sei dimenticato quando non eri nessuno e noi ti pubblicizzavamo, ti abbiamo fatto crescere a Catania, ti abbiamo fatto crescere a Palermo, oggi non può venire più. Va bene, De Martino, ti auguro il meglio dalla vita. Sì. Quando quel popolino poi ti cambiano i testi, devi cantare più italianizzato, devi fare qualcosa di diverso. Come ti fanno apparire loro, non puoi essere più tu. Non puoi essere più tu. Il pubblico che ti ha cresciuto non ti capisce più, certo. E quando non ti capisce più ti abbandona, e quando ti ha abbandonato ritornare nelle braccia di chi ti abbandona non è facile, assolutamente molto no. difficile, assolutamente no. Quindi la scelta migliore dopo Bella Bionda, scusami se sì, ti vai, interrompo. vai. Dopo Bella Bionda, l'anno successivo 2019 ho scritto Tu sei importante, cioè praticamente io da un nazionale, perché Bella Bionda è una canzone nazionale, faccio 10 passi indietro a raccontare le storie del popolino. Bene, tu sei importante che insomma abbandona, ecco. Diciamo per puri motivi abbandona la figlia, non cresce la figlia e si separa dalla moglie, cioè praticamente è come fare 10 passi indietro. Forse quei 10 passi indietro mi hanno salvato la vita, perché non mi hanno tolto quell'etichetta, ma quello che ti eri creato, quello che mi ero creato, è quello brava. che fondamentalmente sei, perché Brava. nel tempo bisogna anche dire questo: ci si può creare il personaggio, ma se non si è realmente con quel modo di essere, prima o poi quella facciata crolla, perché e devi stare molto attento. Ecco, puoi tenerla 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, ma poi boom, si va giù. Quindi sei tu, quello che noi vediamo, a parte, ok, ci possono essere le sceneggiate nei video, ma perché piacciono, quello è Daniele De Martino. Purtroppo devi mettere sempre un po', diciamo, di marcia in più, ma lo devi un po' di fare, fantasia, perché altrimenti sarebbe tutto troppo piatto, ma quello sempre. E stavo dicendo questo, quindi adesso ci aspettiamo l'album nuovo. Questo anno ci sarà l'album nuovo, tutti i brani scritti da Daniele De Martino, perché i miei dischi li ho sempre scritti io, infatti, tranne qualche brano che ho catturato, magari qualche cover nel tempo, però poi il resto metto sempre le mani io. E io questo volevo chiederti: perché Daniele De Martino ha sempre scritto lui i suoi brani, non si è mai affidato a nessuno? Allora, perché ti spiego, secondo me l'artista, che il cantante, l'artista, come lo volete definire, voi lo definite, che poi io mi faccio sempre definire dagli altri, non lo dico mai, io mi sento sempre quel ragazzo che ancora deve iniziare. Io non mi sento nessuno, credimi, e non lo sono realmente. Allora, io dico che il cantante, per durare nel tempo, deve lavorarci da solo. Perché? Se io domani compro brani da Mary Milano, compro brani da Davide, da un fratello mio, ok? E mi affido agli autori, bravissimi, più bravi di me giustamente, che hanno più esperienza. Però domani Mary per caso ha dei problemi familiari e non c'è con la testa. Me ne vado da Davide e Davide ha dei problemi o non gli viene la fantasia di scrivere. Cade Davide, automaticamente cado io, certo. Perché devo stare con la speranza di non avere mai un litigio con Davide, di non avere mai un litigio con Mary, perché mi devono scrivere la mia fortuna. Invece no, io scrivo quello che sento, dico quello che voglio dire e dico quello che mi piace dire, perché poi non tutti gli autori sono bravi a capirti. Ogni autore scrive quello che si sente. Magari ci si racconta una storia e poi però stila la sua canzone e magari quando si rilegge il senso era questo, però devi mettere lì, devi ascoltare, ma non mi piace, riscrivila, e vai a perdere del tempo che magari poi ti fa perdere altro tempo. Quindi io, se me ne esco stasera da questo studio e mi va di fare domani un singolo nuovo e farlo uscire, io mi metto la penna nelle mani, bello o brutta, me la scrivo io. E la gente mi capisce, perché io funziono e ho sempre funzionato con quello che dico e scrivo io. Tante volte ci ho provato a cantare brani di altri, alcuni brani sono riusciti, come Bella Bionda, ma su 20
2, 3. La gente mi capisce solo quando parlo e scrivo io. Forse perché un artista quando esprime ciò che sente lo fa anche in modo diverso rispetto a quello che lo fa in viene modo dato da diverso. altri. Infatti in questi 2 anni di pandemia ci siamo dati da fare, non ho sfruttato bene le mie idee perché le ho conservate, perché tu devi sempre pensare al futuro, non pensare mai al momento, pensa sempre al futuro. Quindi questo 2023 sarà una raccolta di quello che c'è stato anche... Sarà una raccolta di quello che c'è stato negli anni precedenti, saranno brani nuovi, inediti, ma in questo disco sarò più Daniele De Martino, più del 2021, più del 2022. Quando uscirà quest'album? Ad aprile. Quindi ad aprile. Fine aprile sarà pronto il disco. Teniamoci pronti, possiamo già sapere quante tracce ci saranno? Saranno 14 tracce. Benissimo. Io sono nei dischi, sono esagero un po'. No, ma devi esagerare perché insomma il pubblico vuole questo. Non tocchiamo un Daniele De Martino con le mani, con un CD da troppo tempo, quindi Brava, 14 brava. sono anche poche. Vabbè, ma oggi devi capire che funzionano i singoli, oggi Spotify, YouTube, oggi la musica è TikTok. Quello sì, però quando tu ami un artista il CD lo vuoi. Compri il CD. Quello lo vuoi il perché CD è sempre un bigliettino è diverso. da visita. È vero che comunque lì hai YouTube, hai tutte le cose, te lo ascolti col cellulare, però se tu ami quell'artista l'album lo devi tenere e lo vai a comprare. Questo sempre anno nella ho vita. deciso di fare l'album, ci ho perso tempo perché è stato un album un po' pensato e soprattutto ho raccontato più del solito. Siamo ecco, curiosi. sono più Daniele De Martino ancora. Ma già c'è il titolo di quest'album? Il titolo è Io sono la differenza. Eccolo. Ma no, io sono la differenza perché mi sento superiore a qualcuno. Io sono la differenza perché faccio tutto a modo mio. Bello o brutto che sia, vado sempre tuo. con la mia testa e mai con la testa di un altro. Perché sai che tu, e quindi questa è una cosa che comunque ti sei realizzato e creato sempre solo. Sì. Quindi abbiamo un po' scoperto come nasce Daniele De Martino, perché sai, nel campo della musica se ne sono sentite tante, c'era chi diceva che era grazie a Vezzosi, c'era chi diceva che era tramite la Sia Musica, invece possiamo dire che Daniele De Martino si è creato da solo. Allora, creato proprio da solo non si può dire perché abbiamo sempre bisogno di qualcuno. Ricordati che la fortuna di un uomo sta sempre dietro Qualcun altro, certo. qualcun altro a un altro uomo. Allora, Daniele De Martino nasce grazie a una persona, a un cantante, non è mai stato famoso artisticamente, ma è stato sempre uno che ha portato fortuna agli altri. Un grande uomo, un grande papà. Io sono un ragazzino che viene dal marciapiede, no? Sì. Scugnizzo, bambino. Stavo a Palermo. A Palermo c'era una televisione, una emittente che si chiamava TSB. Ok. Penso che conoscete. Certo. Scende questo artista in una trasmissione. Sì. A me la signora Angela, che era una conduttrice di Palermo, mi ha dato la possibilità di cantare per la prima volta in una televisione, invita questo artista. Sì. Questo artista mi vede, mi incontra e si è innamorato subito di me. Il cantante in questione è Salvo Alessi, penso lo conosci. Sì, certo che lo salutiamo, Salvo Alessi. Salutarlo, ciao Salvuccio. Lui è stato il primo che mi ha preso per la mano e mi disse: chi è tuo padre? E io gli ho detto: mio padre. Mio padre. Risposta innocente Dice: di bimbo. lo so. Dice: che lavoro fa? Diciamo, no, gli ho detto: lavora, un lavoro molto umile, ma non abbiamo soldi. Mettiamo i puntini sulle Non da abbiamo subito, soldi. quella è la cosa principale. Lui mi disse: non ti preoccupare, dice, non voglio soldi. Dice: questo è il mio numero, il mio bigliettino da visita. Fammi contattare da papà, perché sei piccolino. Io ti prometto che ti porto a Catania e io ti farò realizzare il tuo primo lavoro discografico. Lui, dopo una settimana, io gli dissi questo biglietto a papà. Papà, lo sai questa persona? Papà, molto diffidente, ma sarà il solito chiacchierone, lascialo perdere. Certo. No, papà, ma è quello che cantava. No, vabbè. Papà non seguiva, diciamo, questo mondo neomelodico, anche se gli piacevano le canzoni napoletane, ma non seguiva. Anche proprio. lui molto diffidente. Molto Chissà da chi diffidente. hai preso allora, È molto diffidente. Comunque papà si decise: mia mamma, per favore, non lo posso sentire più, chiamagli, vedi che cos'è. Dice: pronto, sono il papà. Dice: ah sì, ciao. Dice: domenica potete salire. Dice: io c'ho un lido qua a Catania. Sì. E il lido era il Zone Paradiso Playa? degli Aranci. Ah, ok. Penso che lo conosci. Paradiso è degli una Aranci. zona, sì, dopo Catania. esatto. Dice: domenica c'è uno spettacolo,
In questo spettacolo c'è il produttore della Sea Musica, lo vuole vedere, se il bambino gli piace lo prendono e gli sì. fanno il disco. Viene la domenica, papà non si voleva alzare, non mi ci voleva portare. Io piangere, praticamente mi sono vestito io per la sera mi sono vestito alle 7 del mattino. Dai, tesoro, ero vestito dalle 7 del mattino. Euforico, molto euforico, papà non mi ci voleva portare, mia mamma portaglielo, faglielo contento. Papà prende 50 euro, allora 50 euro a casa mia e ci mangiavano una settimana, quindi sacrificare 50 euro per papà era un grande sacrificio, perché poi non sai a chi vai a trovare. Certo, quello che succede. Mi porta a Catania e ci incontriamo alla stazione. Salvo Alessi ci porta a mangiare, ci ospita, è molto in gamba, perché poi Salvo è una persona molto in gamba, ci porta a Catania e mi fa passare dalla vecchia casa discografica Sea Musica, dove c'era Tony Ranno, ok, la vecchia sala di incisione Sea Musica. Sì. Dice: guarda questa sala, qui è dove registrano tutti i big. Gianni Celeste, Tony Colombo, Vezzosi, allora erano i big, come tutt'oggi lo sono, della Sicilia. Per me era un sogno vedere Gianni Celeste. Tu vedevi lì, eri io venivo da Palermo, Celeste è amatissimo dai palermitani, per me vedere Celeste è come vedere Gesù sceso sulla terra. Quindi immaginiamoci un bimbo con questo il sogno di essere artista, ritrovarsi in quel punto dove sono entrati i grandi, era come... Che cosa succede? Succede che mi dice: tu registrerai qui il tuo primo disco, te lo prometto. Andiamo in questa serata, c'è un lido pieno, entra questo bambino, sempre con camicetta aperta, sin da piccolo, sempre. Aveva il suo stile, sempre così. Il suo stile. Chi mi conosce lo sa. Entro, canto, si avvicina un signore piccolino, mi sbatte la mano in faccia, mi dice: piacere, sono Salvo La Rosa. Dice a mio padre: tuo figlio? Sì. Fai una cosa, fine mese sali insieme a Salvo, che gli firmiamo il contratto al bambino. Dice, il bambino dice: lo prendiamo noi. Mio padre, il contratto, dice: va bene. Si affida alla fiducia di un zio mio zio Piero, una persona molto istruita, molto in gamba, dottore. Eccolo, dice: Piero, lo sai, dice, vogliono firmare questo contratto a mio figlio. Mio zio naturalmente dice: oh, aspetta, stai attenta a quello che firmate, chissà, certo, questi portano debiti, cambiato e tu ci firmi. Ovviamente cosa si pensa? Sempre i soldi. Sempre i soldi. Perché è vero, è sempre lì che ti fregano. Mio zio dice: mi sacrifico io, vengo insieme a voi. Un'ora per leggere le clausole piccolissime. Mio zio legge, dice, il contratto dice è molto veritiero. Salvo non c'era, perché allora Salvo partiva fra Catania a Napoli, perché lavorava con il genere. Sì. E mi firma il primo contratto. Dice: va bene, dice, il disco lo faremo noi, i brani li sceglieremo noi, dice, gli faremo avere i brani. Il cantante più forte allora della Sea Musica, adesso parlo del 2008, okay. Il cantante più forte allora era Vezzosi, perché Vezzosi veniva dal disco a 19 non si nato strada, quindi immagina tu chi era in quel momento, chi era Gianni. Gianni era intoccabile in Sicilia e non solo. E non solo, ecco. Cosa fa Gianni? Gianni scrive una canzone, Orfano, destinata a un altro bambino. A un altro bambino. I produttori della Sea Musica sentono questo pezzo in sala mentre Gianni sta facendo il provino. Bello sto pezzo, dice: di chi è? Dice: no, dice, lo sto scrivendo per un bambino, dice, di Palermo, che lo devo dare a Palermo. Franco Volter lo fa registrare, quando finisce esce il disco, dice: si è masterizzato? Sì. Ok, dice, vediamo. Dice: questo è mio. Dice: questo lo canterà il bambino di Palermo, Daniele De Martino. Pezzo dice: chi è Daniele De Martino? Dice: un vicino che aveva una voce che appena esce suona tutta la Sicilia. Così ti ho conosciuto? Così l'ho conosciuto. Così l'ho conosciuto. Ecco, sto raccontando bene, perché magari c'è chi dice: tu no, grazie. No, devi capire bene, tutto ha un filo logico. Franco sequestra questo provino, glielo sequestra Gianni lo avevano pagato, venduto a Palermo a un altro ragazzino, sequestra questo provino e dice: la canzone tu rimani qui, gliene scrivi un'altra. Questo dice: cammina insieme a me. Vezzosi dice: Franco, dice, così dici, così sarà. Va bene. Salgo, loro mi mandano questi pezzi, questi brani, tuttavia
registriamo questa canzone, io conosco Vezzosi, piacere, sono Vezzosi, tu chi sei, il ladro di Palermo? Perché ladro? E perché dice la canzone me l'avete rubata, dice me la state rubando, sai quei modi suoi Sì, di fare, quelli suoi, che sì. ti catturavano. Dice va bene, dice cantiamo, lui ancora non mi aveva sentito cantare. Quando canto il pezzo, Gianni mi viene una bomba sto caroso, bellissimo, bellissimo. Registriamo il pezzo, si mettono a piangere tutti, sai che poi Gianni È è molto- un lui- Merola, ecco. un Merola in versione Vezzosi. Lui è un altro... Quella grande voce, quella presenza Quel modo ti metteva, proprio tutto ti metteva suo. brividi, ti mette Sì. brividi, a me tutt'oggi mette brividi. No. E allora lì nasce Orfano. Uscì questo disco, spopolò Palermo, tu sentivi le macchine con questo bambino di Palermo che cantava con Vezzosi. Orfano. Abbiamo dato un'impronta veramente forte che la gente non se l'è più dimenticato, quel bambino che cantava con Vezzosi. Ed è stato un brano che continua tutt'oggi ad essere cantato e ricantato da Orfano tantissimi. è stata la storia di tanti bambini sfortunati, Esatto. non è una storia che mi appartiene né a me né a Gianni, però l'abbiamo interpretata e siamo entrati nei cuori di tutti gli orfanelli, di tutti quei bambini sfortunati che non hanno avuto i genitori. Esatto. Parlando di Vezzosi, abbiamo scoperto come l'hai conosciuto, tutti sappiamo di questo amore che vi lega, ma adesso vogliamo entrare un po' nel tuo essere e capire cosa rappresenta per te Gianni Vezzosi. Abbiamo anche una foto, guarda Ma qui, facciamola vedere anche in TV, eccola qui. Anzi, stasera state prendendo alla sprovvista. Dici tutto. Vi siete Sì, attrezzati ci siamo bene. preparati e abbiamo un po' tutto organizzato per bene, come si deve. Ti vedo che stai un attimino... Hai gli occhi anche un po' lucidi, quindi dimmi subito, non tenerci sulle spine, voglio capire quello che passa nella testa di Daniele De Martino, non puoi oggi non raccontarci, devi subito rispondere ad impatto, perché quegli occhi lucidi dicono Sai, tanto. Vezzosi è stata quella presenza che durante la mia crescita mi è mancata, perché papà poi per motivi suoi personali non mi ha più potuto seguire. Sì. Quindi io vedevo in lui quella protezione, quella presenza. Vezzosi è stato l'esempio di non fare gli errori che si fanno nella vita. Cioè dice, che cosa vuol dire? Ecco, Vezzosi mi diceva sempre, tu mi imiti, io ti piaccio, sono il tuo idolo, sì, ma non fare mai quello che faccio io. Imitami artisticamente, ma non mi imitare mai come uomo. E io gli dicevo sempre, perché? Tu devi essere sempre migliore a tutti quanti. Sempre stato Vezzosi mi diceva sempre, un giorno tu prenderai il mio posto e lo prenderai in meglio, in una nuova era, in un nuovo pubblico, ma tu sarai Vezzosi. Ecco, Vezzosi è stato un maestro di musica perché io rubavo quello che lui faceva, E infatti ci colleghiamo a tutto il discorso quello di prima. quello che lui diceva, perché Vezzosi è un grande leone da palco. Vezzosi è un leone da palco. Come tiene il palco Vezzosi, io credo che, non voglio offendere nessuno perché poi sono tutti bravi, a modo loro hanno tutti il loro fascino, ma Vezzosi a tenere il palco è uno forse dei più grandi in Sicilia. Ecco, Vezzosi per me è stato l'esempio di andare sempre avanti nella vita e nonostante tutte le difficoltà che la vita può presentarti, di non mollare mai. Un giorno mi disse, il nostro cammino finisce qua, adesso dice devi andare tu per la tua strada, fammi vedere cosa sai fare, fammi sentire se io quando vado in Puglia, vado a Napoli, vado a Torino, a Milano, mi dicono c'è stato Daniele De Martino, questo voglio sentire, quando lo sentirò ti batterò le mani. Ecco, Vezzosi mi ha fatto più di un applauso.
Gli mandiamo un bacio grande a Vezzosi. Voglio mandare un bacio a Gianni. Grande. E le stesse parole che lui diceva a me oggi in un modo più piccolo, che io sono sempre più piccolo, dico di tenere duro, perché lui è un uomo forte, è un uomo che ha sofferto tanto nella vita. Sì. Tu devi sapere che la gente Mary è brava solamente, non tutta la gente, ma è brava solo a giudicare, a vedere solamente chi sbaglia. Ma quando Vezzosi aiutava, quando Vezzosi dava da mangiare a 50 famiglie, ecco, questo non lo raccontano mai, raccontano sempre quando Vezzosi magari faceva qualche errore. Le cose negative, che poi è verissimo, perché Vezzosi si toglie lui per amore di dare agli altri. Questo lo dico perché è realmente così, Gianni. Un giorno sentivo freddo, ci trovavamo in Puglia, ero piccolino, avevo freddo e avevo un giubbottino leggero. Vezzosi mi guardò, si fermò con la macchina in un magazzino, dice: vieni con me, entra. Mi comprò un giubbotto, io questo giubbotto ancora lo porto a casa, e io gli dissi: no, perché? E lui mi guardò negli occhi e mi disse: perché quando io alla tua età sentivo freddo, nessuno me lo comprava. Oggi io lo compro a te. Grande Vezzosi. Questo è Gianni Vezzosi. Grande Vezzosi, gli mandiamo un bacione grandissimo, ed è bello anche andare a raccontare tutte queste, diciamo, retroscena che magari in tanti non sapevano. Non lo sanno perché non possiamo metterci qui a raccontare i nostri fatti personali. Guarda che comunque quello che ha parlato più di tutto e di tutti per il bene che tu vuoi sono stati i tuoi occhi. Quelli hanno detto tutto prima che ancora che tu parlassi. Si dice che gli occhi sono lo specchio della verità. Dell'anima, e questa sera l'hai rappresentato ad una delle domande forse più belle che avevo preparato per te questa sera. La rabbia, allora alle volte sai cosa succede? Alle volte nasce la parola, quando c'è il troppo volere bene nasce la rabbia, la gente fa nascere cose che non esistono e alle volte ti lasci trasportare dalla rabbia, ma quando c'è l'amore interno, hai il bene interno. La rabbia può durare 5 minuti, 10 minuti. La rabbia poi svanisce. Esatto, quella sempre. E parlando di rabbia, invece, vorrei sapere qual è la paura più grande per un artista? Parli in generale? Sì. Ma io credo che la paura di un artista è la stessa per tutti quanti. Noi abbiamo un video nel frattempo, dimmi. Questo sono io? Sì. Aspetta, fammi vedere. Abbiamo proprio un video. Ah, sono io la notte di Natale, sì. il 25 dicembre, quando per la notte di Natale io comprai dei panettoni e ho dato una piccola ricompensa per comprare un pasto caldo la notte di Natale, il 24 dicembre. Il 24 la vigilia. Il 24 per la vigilia l'ho passata insieme a queste persone senza tetto. Sì. Perché purtroppo vengono abbandonate, vengono dimenticate, magari passano per strada e magari non se ne accorgono, ma quelli sono esseri umani come noi. Ecco, e la notte di Natale l'ho voluta passare insieme a loro, perché io credo che tutti abbiamo bisogno di tutti, e se possiamo fare qualcosa, se nella vita possiamo dare una mano a qualcuno, bisogna farlo, ma non perché abbiamo bisogno di un altro che ci dice bravo, sei stato bravo, no, perché è Dio che ti deve guardare e ti deve proteggere, e Dio così ti protegge. Sempre. Vedendo che tu aiuti il prossimo, come avrebbe fatto lui. E sentirlo nel cuore. Avere quella voglia nel cuore di andare ad aiutare. Qui ritorniamo qualcuno. sempre quando diciamo che la gente racconta sempre il male. I giornali raccontano sempre il male e raccontano sempre le cose a modo loro, ma non raccontano mai queste cose belle. E infatti noi oggi facciamo vedere invece le cose belle, perché è giusto mostrare la musica napoletana per quello che è. Che è amore, e soprattutto cercare di dare sorrisi. Che abbiamo parlato del fatto che si viene giudicati. Sì. La paura più grande di un artista. La paura più grande di un artista per me è una paura che hanno tutti quanti. Magari c'è chi ha vergogna a dimostrarlo, a dirlo, c'è chi si nasconde dietro questa verità. La paura più grande di un artista è finire quel successo, finire quell'attimo di gloria, quella gloria che la gente ti regala. E la paura fa brutti scherzi perché poi si può trasformare anche in invidia verso un altro. Invece no, è un treno che corre. Questo treno
non ha un tempo. Come si può fermare sin da subito? Come si può fermare fra un anno, tra 20 anni, tra 30 anni? Ma prima o dopo si fermerà, crescerai, invecchierai, ci sarà un altro giovane. Bravo, la pensione. Ma se questo treno si ferma prima del tempo, devi dire da persona matura, intelligente e coraggiosa: l'importante che ho partecipato a questo grande gioco, a questa grande partita. Io farò sempre di tutto per mantenermi, per andare avanti. Ma se domani questo treno si ferma... Ma non demorde, Daniele De Martino non pazienza, demorde, assolutamente. Però devi sempre tenerlo in conto. Non pensare mai, io sono arrivato, ce l'ho fatta. Bravissimo, non si arriva mai. Nemmeno a 90 anni non si arriva, c'è sempre da imparare, da crescere. Non imparerai mai. Nemmeno, quello non succederà mai. E a proposito di non imparare mai, c'è una cosa che mi domando, perché molte volte, come me, penso un po' tutti, vediamo nei tuoi video ragazze, ragazzi che piangono, che si disperano, però tu sei lì, sempre pronto, le parole giuste, ma soprattutto ti escono subito. Spiegami come fai, perché insomma questa credo che non sia una cosa molto semplice. Allora, io sono uno che cerca sempre di provare sentimenti e di mettersi sempre nei panni degli altri. Venendo sempre un ragazzo che viene dalla sofferenza, sa cosa vuol dire soffrire. Magari non tutti soffriamo per le stesse cose, ognuno di noi abbiamo il nostro destino, abbiamo la nostra storia, passato, il nostro bagaglio. Cerco sempre di trovare delle parole di conforto, delle parole di protezione verso gli altri, soprattutto verso le mie fans, perché mi vedono come il loro principe, mi vedono come il loro fidanzato, mi vedono come il loro, diciamo tra virgolette, cercano protezioni nelle mie canzoni. Io non posso dargli un messaggio sbagliato, non posso dargli un cattivo esempio. Ecco, io sono uno che ama le donne, nel senso che dico sempre che le donne vanno sempre amate, onorate e rispettate. Se tu incontri l'amore quello vero, l'amore che ti fa battere il cuore, non c'è bisogno di farti una seconda chance, di avere un amante, di avere le avventure, perché una donna è capace di regalarti il mondo, non materialmente, ma sentimentalmente, certo. Ti regala il mondo. Quindi io per questo dico sempre, la donna quella giusta, quella esatta, giusta per il tuo cuore, non bisogna mai fartela scappare. Per parlare così, sei mai stato innamorato? Perché hai descritto un po' quello che è l'amore, quindi mi sorge spontanea questa domanda. Io sono stato innamorato, se non ero innamorato sicuramente non potevo descrivere l'amore come la descrivo nelle mie canzoni. Sono stato innamorato, ho versato anche qualche lacrima sicuramente. Hai pianto? Sì, piangere non è vergogna. Dico, assolutamente. Piangere per l'amore di una donna, essere uomo, soprattutto quando sbagli chiedere scusa è essere uomo. E io ho chiesto scusa, anche se poi magari ho sbagliato e magari o non sono stato perdonato oppure me la sono giocata, perché non è che dico io sono perfetto e non ho sbagliato mai. Non c'è nessuno ho sbagliato e se dico di non sbagliare è perché sono uno che in passato magari ha potuto far soffrire qualche cuoricino, qualche cuore, e quindi dico non fatelo perché ve ne pentirete. Forse perché e te ne sei conosco, diciamo, pentito è una parola un po' grande, forse perché conosco gli errori e so che cosa vuol dire far soffrire. Quindi un grande amore nella tua vita c'è stato? Ovvio. Hai dimenticato questi grandi amori oppure subentrano ogni tanto, magari quando scrivi qualche canzone? Non lo so, ci sono momenti in cui ti torna in mente e dici ok, non l'ho dimenticata, oppure lì è solo un bel ricordo? Allora, io ho 27 anni. Sì. Non ti aspettare che ho avuto tante fidanzate, perché fidanzate sono una cosa, amore, noi stiamo parlando l'amore di amore, è una non cosa, stiamo parlando di fidanzate. Le cotte passeggere sono altre. Quelle è un'altra cosa. Le poche volte che io sono stato fidanzato, le pochissime fidanzate che ho avuto, sono fidanzate che io oggi non rinnego, voglio bene. Ecco. E anche senza di me gli auguro sempre la massima felicità, perché oggi loro sono il motivo che io metto il cuore nelle mie canzoni. Quindi anche se una storia finisce, non per forza devi odiare o portare racconti. Le mie ex, chiamiamole così,
io gli auguro sempre un mondo di bene, di felicità, e io li ammiro sempre e gli do sempre il valore che meritano, lo stesso valore magari di quando le ho conosciute, non perdono di credibilità, e gli auguro sempre che con i nuovi fidanzati, con i nuovi mariti, saranno felici perché meritano la felicità, perché sono donne e sono state delle giovani, grandi donne insieme a me. Tutti meritiamo la felicità, quello sempre. E tutti meritiamo la felicità. Parli così bene, ti vedi papà? Un domani. Guarda, io sono uno che ama i bambini. Per questo te lo dico, Li perché ama. Hai un po' descritto tutto. E quindi li amo. Sì, mi vedo papà e mi vedo che sarò un papà molto bravo, come lo è stato, come lo è il mio. Molto bravo. Un papà coccolone secondo me sarà Daniele De Martino, perché è un cucciolo lui. Cioè allora, lui qui che si descrive, però in realtà ti siede anche come un coccolone. Quindi no, secondo guarda, me sarai sicuramente un papà coccolone. Mio figlio, mia figlia, non so. I maschietti, allora gli uomini dicono sempre mio figlio, le donne dicono mia figlia. Secondo me è un po' una cosa, guarda, l'istinto. O figlio o figlia, basta che Dio bene. ce li mandi. Esatto. Già quello è un dono, che Dio ti manda dei figli è un dono, e quando arrivano dobbiamo apprezzare quel dono. Magari c'è qualcuno che non lo apprezza, qualcuno che abbandona, o qualcuno che fa delle scelte sbagliate. I figli sono un dono di Dio e c'è gente che desidera avere dei bambini e non ce l'ha, quindi bisogna apprezzare una vita umana. Condivido, comunque bellissima questa cosa. O femmine, o maschietti, o magari con sofferenze, basta che Dio li manda. E se li manda c'è sempre un perché, a prescindere da come e dal perché arrivano. Invece, tornando sempre nel tuo personale, hai dei rimpianti, qualcosa che dici, se ci pensi di tornassi indietro, questo non lo farei, oppure questo lo cambierei o lo... Magari, sai, facendo un passo nel passato, magari non darei quello che ho dato a qualche persona che non lo ha meritato. Non parlo nei sentimenti d'amore, ma parlo lavorativamente. L'amore è stato chiuso. Ma parlo lavorativamente. Magari avrei dato di meno a persone che non meritavano. Però la vita, sai, nella vita esiste il perdono, perché il perdono lo ha lasciato Dio. E quindi chiamarli rimpianti, no. Mi sarei comportato magari diversamente, un po' più duro, ma se l'ho fatto vuol dire che c'è un perché, ha un suo perché, e quindi no, non ho rimpianti e rifarei tutto allo stesso modo, allo stesso posto e alla stessa ora. Quindi diciamo che non c'è nulla che cambieresti, che non rifaresti. Ma no, perché se oggi sono qui, tra virgolette, con serenità e un pubblico che mi segue, vuol dire che musicalmente doveva andare così. Esatto, era la strada da percorrere. E quindi va bene così. Hai parlato di tuo padre, hai parlato di tua madre, però proprio loro, la tua famiglia, è un qualcosa che tu non porti mai su social, è una cosa che ti tieni stretto a te. Allora ti spiego. La famiglia, proprio in generale. Il mondo dei social è un mondo abbastanza difficile e complicato. È un mondo bello, ma è anche un mondo molto sporco. Io, a parte che sono un tipo molto geloso della mia mamma. Sì. Molto geloso, non possessivo, però sono molto geloso. Io tolgo il lavoro cioè io fra il lavoro le due cose, e la vita personale io la metto da parte, proteggo la mia famiglia, perché il mondo è pieno di cattiveria. Questo lavoro, come ogni lavoro d'altronde, anche nel vostro caso, quando si ha visibilità porta tanta gelosia, e la gelosia si può trasformare in cattiveria, e quindi cerco sempre di proteggere. Figurati che io nel mio nuovo disco mi racconto in una canzone e racconto che io i problemi di fuori non li ho mai portato a casa. Mia madre non conosce mai una lacrima di suo figlio, cioè se mia madre sa che suo figlio ha sofferto nel cammino dell'età, lo sa perché oggi si racconta, perché oggi lo stiamo raccontando stasera, magari perché la mamma conosce il proprio figlio, ma non lo sa mai perché io andavo a casa e dicevo mamma, papà, ho di bisogno, mamma, papà, mi hanno sbattuto 3 porte in faccia al giorno. Forse tu pensi che non lo sanno, però una mamma ti ricordo sempre che basta che guarda gli occhi del figlio e possibilmente non ti ha mai detto. Io ti ho appena detto, dalla mia bocca non lo sanno, ma la mamma quando guarda negli occhi suo figlio lo sa che suo figlio soffre. Tu sei innamorato di tua mamma? Mia mamma letteralmente è la ragione della mia vita, mia mamma è la mia fotocopia intanto.
E poi mia mamma è quella donna stupenda, quella donna che si è sempre sacrificata per i figli, quella donna che non si è mai comprata una borsa per amore di comprare un qualcosa ai propri figli. È una mamma che ha sempre pensato alla famiglia. Diciamo, è un papà fantastico. Ovviamente, in questo caso stiamo parlando della mamma perché credo che il figlio maschio per la mamma ha una gelosia un po' diversa. Sì, vabbè, io sono una cosa esageratissima. Ecco. Per questo non pubblico mai cose, perché se qualcuno mi commenta poi esco pazzo, esce il mio lato brutto. È quello che non si deve vedere, evitare. È quello che non si deve vedere. Mannaggia. Se io ti dico il numero A, Laura, cosa mi dici? Come mai questo nome? Dimmelo tu. Se io ti do la risposta è troppo facile così, deve uscire da te, no? L'hai detto con entusiasmo e questo mi fa piacere. Mi fa piacere perché la ricordi con il sorriso, quella che lei era. Sai cosa? Io sono del parere che nella vita, anche quando qualcuno non c'è più, il piangere è qualcosa che incentiva il dolore della cosa brutta di averla persa, ma quando si ricorda sempre con il pensiero positivo, si racconta con il positivo, si lascia il bello delle cose e soprattutto si rivive con un sorriso come se fosse qui insieme a noi. Laura è una mia, non dico ex perché non c'è più, Laura è morta 6 anni fa con il motorino in un incidente stradale. Laura è stata un mio amore, una ragazza bellissima, una ragazza che per un attimo mi aveva fatto dimenticare la musica, no perché lei voleva che io non cantassi più, perché lei amava la musica. Quanti anni avevi? 15 anni. 15. È stato l'amore dei miei 15 fino ai 16 anni. Era il periodo in cui tu, diciamo, ti sei in cui io mi ero fermato. Ecco, allontanato. Quel vuoto che mi aveva creato la musica, in qual modo lo aveva colmato, aveva riempito lei quel vuoto, quel vuoto Laura con il suo amore e tenendomi impegnato nelle nostre giornate, impegnato con le passeggiate, fuori scuola, quei messaggini, sai, a telefonino, i messaggini, non c'era WhatsApp. Era lo squillo. Il 4888. Ecco, era quello. Quindi Laura è stato il mio primo amore, che poi mi ha lasciato perché è morta in un incidente stradale col motorino. E quando è morta per la seconda volta mi è caduto il mondo addosso perché mi sono ritrovato da solo. Avevo 16 anni, era il mese di ottobre, quando morì il mese di ottobre, poi scattò il mese di ottobre e poi da lì io mi sono chiuso in me stesso, mi sentivo da solo perché ero da solo realmente. Io vivevo le mie giornate, 2 anni li ho vissuti con lei. Quindi ero da solo, avevo dimenticato anche la musica, perché avevo trovato la serenità, quella che io non avevo più già da piccolo, perché amavo la musica. Non potevo fare niente perché nessuno mi calcolava, nessuno mi credeva, quindi Laura ha diciamo riempito le mie giornate. Era diventato il tuo mondo? Era diventato il mio mondo. Lei poi non c'è stata più e mi sono portato questo peso, perché avevamo litigato da piccolini, giusto, cose da ragazzini. Avevamo litigato e lei di sera prese il motorino perché è andata da un'amica a studiare, perché lei studiava, a differenza mia non facevo niente. Prese il motorino, ebbe un incidente stradale col motorino e lì per la seconda volta è finito il mondo intorno a me. E tu non pensi mai che lei è accanto a te, magari a proteggerti? Io penso che se qualcosa nella mia vita è cambiato forse è stata lei, che se è vero esiste un'altra vita, io sono molto credente, se è vero esiste un'altra vita è stata lei a cambiare la mia vita, come la stava cambiando nella terra. Ha continuato a fare il percorso che voleva, anche pur non essendo fisicamente accanto a te. Da lì è cambiato qualcosa intorno a me, per me cambiava in peggio perché non c'era più lei, però mi sono avvicinato più alla musica perché ascoltavo le sue parole che mi diceva quando era in vita, di cantare, di provarci, di non arrenderti, e forse aveva ragione lei. Sono sicura. E c'è un'altra data che forse ti farà versare qualche altra lacrima.
che è quella del 14 ottobre 2020. Questa è un'altra data forte che sicuramente ha lasciato altre cicatrici nel tuo cuore. La data qui. del... C'è un'altra persona alla quale tu volevi tanto 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 bene e vuoi tutt'oggi tanto tanto bene. Stefano. Sì. Lui era la mia ombra, come io ero la sua. Stefano era una persona che mi amava alla follia. Stefano, con lui condividevo le mie giornate, le mie nottate, condividevo i miei segreti. Lui era l'unico che sapeva i miei segreti. Forse l'unica persona che mi fidavo, realmente. Ecco, il 14 ottobre abbiamo avuto un incidente qui vicino Catena Nuova. Se ne è parlato del 2020. Tantissimo di questi incidenti. Ottobre 2020 abbiamo avuto un incidente stradale e è morto tra le mie braccia. Moriva tra le mie braccia e lì per la terza volta nella mia vita mi sono sentito il mondo crollare addosso. Crollare addosso perché tutto stava cambiando intorno a me. Mi mancava il raccontare le mie cose, mi mancava lui. Infatti io ebbi una cicatrice dietro le spalle perché nell'incidente io mi ferì. Male. E mi hanno detto, dice, se vuoi, dice, la cicatrice la possiamo togliere, dice, facendo un intervento speciale, dice, anche facendo un tatuaggio sopra si può togliere. Forse è questo il mio tatuaggio che me lo ricordo. Io ho detto, questa cicatrice grande che ho dietro la schiena non la toglierò mai, perché Stefano lo porterò sempre con me, sopra le mie spalle, come lui mi portò sopra le sue spalle per diversi anni, per diversi momenti e per diversi problemi, perché un problema mio era il suo. Sì. Ecco, è giusto che questo peso me lo porto io. Resta là. E lui rimane insieme a me. Perché togliendomi la cicatrice è come se cancelli un pezzo è come suo, se lo porti. Se io cancello quel momento è come se io cancello Stefano. Invece ogni volta che lo penso e magari sto sbagliando in qualcosa, mi giro dietro le spalle, mi guardo e dico, io sono qui vicino a te, non ti abbandono. Mi ha dato la forza perché ho continuato la mia vita, difficile continuarla, perché quando si perde qualcuno che si vuole. I pensieri, quando una persona ti muore tra le braccia, sai, è una cosa molto brutta, che poi non è la prima persona. Non è una persona ti muore tra le braccia, è quando soprattutto si ha qualcuno che si vuole particolarmente bene. Che ami, il bene che ami. Lui è uno che diceva sempre, io ti amo come i miei figli e io per te morirei. Lui per me ha dato la vita, perché in un certo senso lui era con me e è successo, sai, io penso sempre una cosa, nella vita se un qualcosa deve succedere, magari succede in un determinato modo e uno sta lì a rimurginare, è successo così, c'ero io, è morto, possibilmente era il suo momento, sarebbe successo in un altro modo. Tu stai toccando, questa sera stai toccando dei punti un po' particolari, un po' intimi, che io non ne parlo mai. Hai toccato Laura, hai toccato Stefano. Questa non è la prima volta, il 2014. Sì. No, il 2020, 14 ottobre 2020. Non è la prima volta che io incontro la morte. Io nella mia vita la incontrai 2 volte la morte. Io ho 27 anni ma dentro mi sento un vecchio per il mio vissuto, per il mio passato, anche se non lo racconto mai, perché non sono cose belle da raccontare, ma soprattutto sono cose difficili da raccontare. Forse sono cose che vuoi tenere quando tue. li vivi. Io nel 2014, quando iniziai di nuovo a cantare, mi chiamarono per una serata a Portopalo. Questa è una cosa scritta nei giornali che si sanno tutti quanti. Mi trovai a cantare a Portopalo. Sì. Io allora non avevo un gruppo, una squadra, quindi ero con il mio tasserista, il mio vecchio tasserista, e ci recammo verso Portopalo.
incontro questa famiglia che io non conoscevo, io conobbi giustamente in quell'occasione, nella serata, incontrai la mamma e il figlio. Incontrai la mamma e il figlio e mi ospitarono a casa loro. Di sera c'era il compleanno della moglie e loro avevano organizzato questa festa per la moglie di questo ragazzo, il figlio di questa signora. Mi sono cambiato, mi hanno ospitato, come d'altronde ti ospitano quando ti danno la serata. Alle volte dice: me lo dai il piacere di venire a casa, ti offro un caffè, ci facciamo 2 foto con i nipotini. Che anche è giusto. Allora io ero agli inizi, da solo, che cantavo da solo, e praticamente questa signora mi ospitò a casa sua. Non conoscevo nessuno e praticamente mi fece la doccia, mi sono preparato, dice: rechiamoci al locale. Daniele, fai una cosa, siccome il mio tastierista si doveva andare a preparare, doveva montare la tastiera, le solite cose, dice: non posso portarti con me perché sennò ti vede e finisce la sorpresa. Dice la signora: non ti preoccupare, lo porto io insieme a mio figlio, che mio figlio c'è il piacere che tu entri con lui mano in mano e dice, e canti insieme, dice, e canti vicino a lui, che lui fa questa sorpresa alla moglie. Va bene, salgo in macchina con la mamma e io gli dico al figlio: metti davanti tranquillo, dice: non ti preoccupare, metti davanti con mamma, dice, io mi metto dietro. Arriviamo. Quindi eri in macchina con loro? Ero in macchina con loro. Arriviamo proprio a destinazione. È stato un attimo. È stato il primo attimo più brutto della mia vita, più lungo e più brutto. Mentre posteggiamo, lui mi dice, la mamma se lo ricorda molto bene, lui mi dice: a mezzanotte è il compleanno di mia moglie, ti raccomando, dedicagli una bella canzone da parte mia e digli che la amo tanto. In quell'attimo si affianca una macchina insieme ad una motocicletta e sparano. Arrivano una raffica di proiettili, uccidono quel ragazzo in macchina insieme a me e insieme alla mamma. Io mi trovo in macchina, questo è successo a Portopalo, lui si chiamava Paolo Forestieri. Quanti anni avevi, scusami? Avevo io 18 anni, 18 anni appena compiuti. Lo dico perché ci sono scritti, ci sono i giornali, la sanno tutti, questa la sanno giustamente chi è del posto, sa la storia, anche le forze dell'ordine, perché poi le forze dell'ordine mi hanno chiamato, perché eri un testimone, ero un testimone popolare della situazione, quindi lo sanno loro. Però allora non diventò, diciamo, questa cosa, perché io non ero quello che sono oggi, quindi sono notizie vecchie, sono cose vecchie. Ecco. Quindi tu li potevi comunque rimanere ucciso? Morire, perché loro, o forse perché Dio ha messo la sua mano e li ha fatti sbagliare, o forse perché Dio ha voluto che io rimanevo in vita, o forse perché doveva andare così. Dani, doveva andare così. Hanno ucciso questo ragazzo di soli 26 anni, si chiamava Paolo. Hanno ucciso questo ragazzo e mi è morto davanti agli occhi. Mi ricordo una parola che lui disse. Io ero pieno di sangue, perché poi quando sparano gli schizzi di vetro volano, certo, arrivano in faccia e giustamente diciamo che ti portano dei piccoli queste sono cose che queste sono cose che ti restano proprio addosso, che non li dimentichi. Queste forse sono le cicatrici più grandi. Le ultime parole che disse: c'è mia figlia, per favore non fatemi vedere così, e si è chiuso gli occhi. Queste sono cose difficili. Ecco, questa è stata la prima volta che io conobbi la morte con gli occhi. Una paura terribile, perché dirti che non ho avuto paura. Un ragazzo di 18 anni che si trova in una confusione di proiettili, ragazzi, è la cosa più brutta. E poi nel 2020, quando ci fu, stavo rischiando di morire. Che se ne è parlato e riparlato. Chiudiamo argomento tristezza adesso. Basta tristezza, basta tristezza. Ritorniamo al sorriso e parliamo di musica, perché ormai stiamo arrivando alle battute finali. Allora, tantissime serate, ok? Si gira l'Italia, si gira l'Europa. Quando viene a Catania un concerto, quando lo dobbiamo fare, Daniele? Allora, parliamo di cose, altre cose importanti. Ecco. Adesso parto in Germania. Ecco, ok. Parto in Germania, avrò una tournée in Germania. Sì.
Ci sto pensando per Catania, ci sto pensando perché Catania merita un grande concerto mio, soprattutto ho la voglia di ritornare a Catania perché sarà una magnifica serata, quindi molto presto farò una data in Sicilia. E la farai a Catania? E principalmente la farò a Catania. Prepariamo i pullman che ci organizziamo tutta la Sicilia e ci trasferiamo a Catania per il concerto che stiamo aspettando, perché non ti vediamo tra pandemia e situazioni del genere, non ci vediamo. È passato un po' di tempo, molto, quindi adesso molto. è l'ora che ci vediamo. Ecco, tra tutte le tue ultime domande, ultime due. Tra tutte le canzoni che hai scritto, qual è la tua preferita? Non del nuovo album, perché quello te lo chiedo dopo. Prima, c'è una canzone che preferisci tra tutte quelle che hai fatto? Vabbè, sai, le mie canzoni sono tante, quindi quando le scrivo io dico sono tutte belle. Se ti devo dire una canzone che particolarmente mi sta al cuore, è una canzone che possibilmente ha avuto meno degli altri. Ed è sempre così? Ed è sempre così. Sempre? Come fai a non capire che ti amo? Ok, ho capito. Stella. Ed è bellissima. Come fai a non capire, Stella, regole d'amore? Quindi è più di una? Più di una, certamente. Una. E nel nuovo album ce n'è già una che preferisci di più rispetto agli altri? Ce ne sono due molto particolari. Belle. Allora, facciamo una cosa, ancora l'ordine dei brani non si sa di come usciranno nell'album. Io la so ma non la dico. E così come capiremo qual era la canzone. Allora, una che racconto la mia storia, ma non è la solita storia che tu racconti, sono molto azionato, sicuramente sarà una cosa che si rispecchieranno tanti, è molto azionata, è un'altra che mi metto a nudo i miei sentimenti. E noi curiosi di sentirla. Ultima domanda che mi è arrivata perché prima ti ho detto ne parliamo dopo. Parliamo di giornalisti. Giornalisti perché appunto l'abbiamo detto prima, ne sono state dette tantissime di tutti i colori, neomelodici, anche sul tuo essere personale è stato detto di tutto. Io prima mi hanno ucciso direttamente. Ecco. Hanno fatto un'immagine di me che non è. Non esiste. Allora, ti spiego una cosa. Allora, io parto dal presupposto che i giornalisti hanno diritto alla parola del giorno, perché i giornalisti sono la notizia della nostra vita, della nostra città. I giornalisti raccontano. Hanno un loro diritto e un loro perché. Però, c'è un però. Alle volte esagerano. Perché? Come io quando scrivo una canzone e faccio un video e cerco sempre di far funzionare, certo. Ci gioco, anche quando faccio qualche scena un po' più spinta perché ci devo giocare nelle visualizzazioni. Ecco, è un po' la stessa cosa. Loro aumentano e non si rendono conto, non tutti i giornalisti ma alcuni non si rendono conto che danneggiano. Perché quando viene un assessore, quando tu vai a fare una festa, ok? E ci sono degli articoli e tu ti presenti, Daniele De Martino, l'assessore, sì, facciamo Daniele De Martino, che sia Mary, che sia chiunque essi sia. Va bene, c'è sempre l'invidioso di turno dietro le spalle. Assessore, ma chi sta facendo venire? Guardi questo articolo. L'assessore che non segue possibilmente la musica neomelodica e legge Daniele De Martino, la mafia, non mafia e questo e quello. L'assessore non è che si va a documentare chi è De Martino, che è un bravo ragazzo, non ha a che fare con nulla e sono dicerie, oppure perché si è trovato magari in un contesto di lavoro, non gli interessa. In quel momento sta leggendo tot è quello che e si basa sull'articolo. Però non capiscono che poi ci vogliono le prove, ci vogliono i fatti, perché dire un conto, fare, approvare è un altro. Quindi non crediamo a tutto quello che scrivono i giornalisti, anche se hanno il diritto di farlo, alle volte esagerano e non si dovrebbe, condivido. Me ne sono dimenticata una. Quello che vuoi. Una e poi ti libero perché abbiamo fatto anche un po' tardi. È bello, dobbiamo replicare questa bella cosa. Bella questa intervista però. Molto bella. Non l'ho mai fatta così. E nemmeno io, mi è piaciuta. Parlando sempre di musica, hai duettato, abbiamo parlato di Francesco De Leo, Vezzosi, insomma hai duettato con tanti artisti e anche tanti nomi importanti. Qual è quella che particolarmente ti è rimasta? Allora, particolarmente non c'è una preferita perché io quando collaboro non lo faccio per soldi, io non percepisco soldi, io lo faccio solamente se il cuore mi dice di farlo o se ne vale la pena come brano di cantarlo, che è bello e ci va. Io lo faccio sempre perché faccio camminare il cuore prima del denaro, il denaro viene dopo. Il cuore deve camminare, soprattutto quando vai a mettere una voce e crei un progetto.
una ragazza molto, molto timida, ma soprattutto per la sua timidezza, una ragazza che ammiro sempre e particolarmente ci sono legato, è Noemi Mesto. Noemi è dolcissima. Noemi è una ragazza dolcissima, una ragazza che viene dalla sofferenza, una ragazza che ha sofferto e quindi forse perché magari mi rivedo nella sua sofferenza io, diciamo ci sono particolarmente legato. Poi ci sono state le artiste brave, c'è Marica Tarascio, bravissima, che diciamo bravissima, sta dando i suoi risultati, una bellissima voce, un grandissimo duetto fatto insieme che ha dato grandissimi risultati. E poi ci sono le altre che voglio bene, rispetto particolarmente, li ringrazio perché abbiamo fatto delle avventure musicali bellissime insieme. Certo, tante le storie di Daniele De Martino. Noi purtroppo siamo arrivati al termine. Siamo arrivati al capolinea. Però devo dire la verità, mi sono divertita tantissimo ed è stata un'esperienza bellissima. Posso offrire un bicchiere d'acqua? Qualcosa? Sì, adesso ce lo beviamo, visto che hai anche una bottiglia di vino, quindi dopo facciamo aperitivo. A stremio. Ma invece ti piace come abbiamo addobbato lo studio? Allora vi faccio i complimenti perché mi sono sentito per un attimo a casa mia, a casa, sul mio divano. Ecco, ma sai che dobbiamo ringraziare il nostro sponsor, Pianeta Arredamenti. Un abbraccio da parte mia, complimenti, molto comodo, mi ci facessi pure una grande dormita. Esatto, noi lo ringraziamo particolarmente. Grazie. Quando ritorni a Napoli? Domani devo subito rientrare perché il lavoro mi chiama. Io volevo ringraziare tutto lo staff di Bella Radio. No, non c'è bisogno, qui sei a casa, Dani. Ringrazio lo staff di Bella Radio perché siete veramente in famiglia. Questa è la cosa che vi fa vincere, l'unione familiare. Vi circondate della vostra fiducia e dei vostri pensieri e sono quelli che non vi tradiranno mai. Quindi io vi faccio i miei complimenti, vi faccio i complimenti a Franco, a Sonny, che è un grande, a te, alla mamma. Grazie Dani. Che dire, grazie, ci ritornerò col disco nuovo. Noi faremo un'altra ospitata qui, seduto qui, racconterò le mie canzoni. Presentare tutto dalla prima all'ultima, 14 tracce. Mi dispiace per tutte le fans magari che hanno chiamato, scusatemi ragazzi se non abbiamo preso le telefonate. Non mancheranno occasioni. Avete avuto modo diciamo di sapere un po' più di me, sicuramente questa intervista diventerà famosa. Ne sono sicura. Su TikTok, Facebook, sul mio canale ufficiale, sul vostro canale. Adesso quindi condivideremo. Chi non l'ha vista avrà modo di vedere e di condividere e di capire i sacrifici che si fanno dietro un personaggio. Ci sono tanti sacrifici e tante storie. E soprattutto queste qua le terremo dritte nel nostro cuore, perché quando si racconta un cammino di vita, che anche se ancora sono solo 27 anni, ma vissuto così, soprattutto si è spogliato delle cose davvero molto personali che lo hanno segnato e fatto diventare quello che è. Io ti ringrazio Dani e rimani sempre così come sei, perché oggi è stato bello conoscerti così. Grazie a tutti. Buonanotte. Ciao Catania. Ciao. Pianeta Arredamenti, le soluzioni che cerchi per fare della tua casa l'ambiente che sogni. Un grande nuovo showroom con i mobili che ami di più. Vienici a trovare a Catania in via Re Martino 49. Luca ti attende con tantissime offerte. Pianeta Arredamenti da Luca. E il tuo sogno diventa realtà.